Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, MotoGP. Allora raga, siamo ad Assen, qualificazioni un po' del cazzo, 15° tempo. Quindi gara in rimonta, però per quest'anno ho deciso di rimanere, penso di rimanere alla KTM, a sta moto del cazzo. Spero, vediamo se c'è qualche offerta buona e come fare, perché non ho mai capito come fare per andare nelle altre, cioè non ho mai provato ad andare nelle altre scuderie. Partiti ragazzi, partenza meravigliosa. Comunque ragazzi, l'accento non c'era su Erspergaro, quello che è insomma, e quindi per quello l'ho chiamato così, ma io purtroppo non conosco molto la 125, poi di quegli anni io sono più appassionato di Formula 1 che di moto. Però vabbè dai, concentrazione ragazzi, questa è dura, gara molto difficile, forse la gara più difficile di tutto il mondiale. Assen, siamo in Olanda, dai che siamo terzi in classifica ragazzi, se cambiamo moto possiamo anche puntare alla vittoria, ma non possiamo fallire. E che di meglio un di decimo, cazzo, partenza schifosa per Di Meglio. Potrei guadagnare, se vinco il primo anno in 125 veramente viene giù lo stadio con una moto così del cazzo. Dai, spingi comandone. Il comandone le prova tutte. Mamma mia, che comandone ragazzi, è partito subito in quarta l'asso italiano che vuole conquistare il mondo, andare in MotoGP e distruggere Valentino Rossi. Di Meglio è nono intanto, Di Meglio vuole recuperare, ha paura di questo comandone. Però la moto è una merda, non c'è niente da fare, la moto è una pipa. Vaffanculen. No, non ci credo, mi ha buttato fuori, anzi ho sbagliato io, ma comunque mi ha buttato fuori lui. Ma no 34esimo, ma dai, ma che ladrata comendiana. Ho buttato via chance importanti ragazzi. Ma beh, basta un errore, non c'è niente da fare. Voglio la remontata. Dai, come al solito all'ultimo giro. Dai che il comandone è l'ultimo giro, il giro del comandone. Dai veneziano. No, una carriola, cazzo, non ho una moto. Dai, vola, comanda, vola. Addio. No, mamma mia, le sto rischiando tutte chiaramente. Dai. Vai che poi la rimonta comendiana, la remontata. Vai di remontata. Siamo 22esimi ragazzi. La tensione è altissima qui in Olanda. Finora l'unica caduta del comandone, nessuno è caduto finora. Spero nella caduta di Corsi e Di Meglio. Dai, vola. Possiamo ancora rimontare. Noi abbiamo la classe comendiana. Il fenomeno ce l'abbiamo noi. Cazzo, Di Meglio è quinto da 11esimo. Mamma mia che rimonta. Quarto. Guarda che rimonta, dai 11esimo, final lap. E qua dobbiamo provare l'impresa, arrivare almeno tra i primi 5. Che rischio, mamma mia che rischio. Dai che sono tutti qua, è il bello della 125, sono tutti attaccati. Dai, spingila sta motorella. Bravo. Mamma mia, rischiamo, ma va bene. C'è Tonno e Olive adesso, c'è il tramezzino. La prendo larga e perdo posizioni.
Dai, dai, dai! No, devo cambiare moto, non ce la faccio più, è troppo una merda sta moto. No, Prato Cumendiano, no. Ma no. Che gara di merda. Sto buttando via tanti punti. Peccato ragazzi, peccato. Oh, ti chiamerai cortese, ma non hai niente di cortese. Vabbè, fanculo. Gara schifosa del Comendone veneziano che non porta a casa punti. Ho rischiato, stavolta è andata male ragazzi, mi dispiace. Porca puttana. Primi fail cumendiani ragazzi. Ventesimo, mamma mia, posizione orrenda per il veneziano. Male, male, male. Molto male ragazzi. Scendiamo al quinto posto. Corsi 172, Di Meglio 69, Tal Maxi 111, Terol 107, Cumendone 105. Vabbè. Porca puttanona. Adesso dove andiamo? Saxering mi pare, ok. Boh, ragazzi, ritratto il Cumendone, Pola Saxering. Però qua non posso, io devo aspettare il prossimo anno per andare. Vedi, non posso. Vabbè, ok, niente, allora, boh. Allora devo stare su questa moto di merda. Pole position per il Cumendone, mi pare la terza o quarta stagionale. Peccato, proprio ad Assen, avevo fallito neanche un punto, ragazzi. Dai. Cerchiamo di portare a casa la terza vittoria stagionale. Questo è un circuito che mi piace molto di più. Ah, se mi piaceva come circuito, ma boh, forse non me lo ricordavo, non lo so. Però quei punti persi sono molto pesanti. Potevo avere ancora una chance magari di vincere il primo anno con questa moto orrenda al mondiale, invece è molto molto dura adesso. Dai che ce ne stiamo andando, raga. Se il circuito del Cumendone. Il Cumendone domina. Il Cumendone domina. No! Appena detto, mamma mia che rischio. Dai che possiamo portare a casa una vittoria fondamentale. Meglio andiamo, più possibilità abbiamo il prossimo anno di andare su team forti. Credo che con una moto più forte ero primo sicuro comunque. Primo giro completato qui al Saxering. Questa l'ho presa malissimo. Occhio, tante sbavature cumendiane. Tanto Di Meglio il secondo, che palle. Stiamo tranquilli che possiamo vincere abbastanza tranquillamente. Abbiamo un vantaggio di quanto? Fammi vedere il vantaggio. Un secondo, 2 secondi, dai. Dai, dai, dai. Bellissimo sto punto in discesa. Mi piace troppo.
Ok, ultima curva, il secondo giro è completato, manca uno. Perché possiamo portare a casa la terza. Madonna, sta curva. No! Possiamo portare a casa la terza vittoria. Sto dominando il Sachsenring. Dominio assoluto veneziano. Due secondi e 100 di vantaggio sul Tirol. Su Tirol. Comunque saluto Riccardino Cacao, mio iscritto, che mi ha aiutato con GP4, ma purtroppo non siamo riusciti a installare le mod col programmino CSM. Peccato, potevo installare la 95, la 2000 e addirittura la 79, ma niente da fare. Corsi è sesto comunque. Io sto proprio dominando tranquillamente. Sta gara è una gara molto favorevole al Comendone veneziano. Mamma mia. Oh, veneziano Ale, il marchetto c'è. Oh, Corsi quarto. Non va bene. 3 secondi su Di Meglio. Ciao Di Meglio. C'è di meglio di te. E attenzione. Mamma mia che rischio. Marco c'è. Vittoria. Terza vittoria per il Comendone. Grande vittoria. E in classifica torniamo terzi. Siamo a meno 59 dalla vetta, ragazzi. Guarda che tutto è possibile. Tutto è possibile. Ok. Qua sto andando veramente alla grande. Ma non mi interessa di ste merde qua. Prossima gara dov'è? Ah, Brno. Ok, andiamo a fare le qualifiche. Ancora pole position. Raga. Il Comendone sta dominantata. Peccato Assen, che ho proprio buttato via punti. Adesso però non devo pensare di aver già vinto, ragazzi. Vai raga, andiamo. Ormai sto veramente pole position a nastro proprio. Il Comendone sta trovando bene su questo gioco, sono contento. Poi ho visto che piace molto, veramente non pensavo sinceramente. Di meglio, parte sempre male, però poi recupera alla grande quel maledetto. Comunque con i nuovi upgrade la moto va che è un piacere, Ma guarda cosa ho combinato ad Assen, veramente una gara tristissima sinceramente. Se facevo un po' di punti potevo veramente puntare al mondiale in maniera tranquillissima, invece adesso comunque sto rischiando. Il mio obiettivo è quello di vincere il mondiale MotoGP 125 e 250, non mi interessa, però voglio vincere almeno fare 2 mondiali, uno in 125 e uno in 250, e poi vincere il MotoGP prima dell'uscita di MotoGP 13. Bravo Comendone. Di meglio è già quarto, fio, incredibile. Corsi e secondo, sarà dura perché comunque arrivano sempre bene Corsi e Di meglio. Però intanto noi cerchiamo di vincere più gare possibili, poi vediamo. Il cazzo! Sorpasso vergognoso. Ho Corsi e Di meglio secondi e terzi, maledetti. Non sto dominando, Brno. Attenzione, adesso inizia la battaglia, ragazzi. No, dai, non voglio vincere, porca mignotta.
Maledetti, maledetti. Ma cosa fa? Porca miseria, dai, dai Comendone. Pensavo in una vittoria facile invece. Bei duelli intanto davanti con i due primi in classifica. Ah, ci sono i primi 5, i primi 4 della classifica. Bellissima sta gara, I primi 4 che lottano per la vittoria, però sono proprio indietro, Momento di difficoltà comendiano adesso, la moto non è più come prima. Merda, no, che cagata. Se arrivo dietro a corse di meglio è finita per la vittoria del mondiale, Dai, spingi sta cariolazza. No! Mamma mia che rischio, niente da fare. Vanno troppo forte oggi. Vanno troppo forte. Vabbè, perché faccio le Vara, che pazzo. Momento un po' di panico comendiano. Ho perso tantissime posizioni. Però la moto non mi risponde più come prima, D'altronde è la moto più scarsa del gioco, ragazzi. Non so se mi spiego. Bravo, questa è una bella curva. Dai, c'è il piccolo Gadea. Dai Comendone, final lap. Dobbiamo fare un giro meraviglioso. Dai, spingi, bravo. Adesso veramente una lotta incredibile. Dai che l'ultimo giro è il mio giro, a parte ad Assen, dai. Dai che siamo vicinissimi. Ah, troppo larga, no Comendone, no. Dai, proviamoci. Almeno il podio. Porca Eva. No! Niente da fare. Mamma mia, sono veramente difficili. È caduto Hagerter. È caduto. Ma perché non cade di meglio? Dai, questa l'ho presa bene. Dai che almeno terzi arriviamo. Dai che hanno paura tutti. Lo sanno che il Comendone all'ultimo giro è un fenomeno. Dai, no, niente da fare. Manca pochissimo. Dai, prendiamo la scia, tentiamo di prendere la scia. Niente da fare purtroppo. Quarta posizione, forse no. Grandissima l'ultima curva, almeno arriva al podio per il Comendone veneziano, va bene lo stesso. Ok, ormai i primi due hanno vinto, insomma, dai. Siamo a 64 punti. Però guarda che bella la sfida corsi, 2.10 di meglio, 2.9 e 146. Vanno troppo forti i primi due, non c'è niente da fare. Dai, spariamoci. Un'altra gara, perché vorrei giocare. Questa dov'è? Misano. Ok, andiamo per le qualificazioni. Pioggia, oddio. Prevedo da previsione ultimo tempo. Con la pioggia è veramente impossibile questo circuito. Sarà dura, Sarà molto molto dura, ragazzi. Andiamo. Tentiamo il miracolo. Pista complicata e con la pioggia è veramente impossibile. Occhio. Come sempre buona partenza comendiana. No! Madonna che rischio.
Madonna che piova. Qua Rimini ragazzi, l'è dura. L'è molto dura. Certo che di meglio e corsi ho sempre primi e secondi o terzi, qua, massimo quarti, che fenomeni. Dai Marchetto, mi sto concentrando ragazzi perché con la pioggia è veramente dura, Dai Kumendon, dai, dai! Possiamo fare di più se vogliamo. Niente, con la pioggia non siamo proprio competitivi, non c'è niente da fare. La moto è troppo scarsa. Però dobbiamo fare i più punti possibili perché più punti facciamo, più possibilità abbiamo in 2,50 di avere una moto bella. Quindicesimi siamo, mamma mia che disastro. Oh! È già un miracolo aver vinto 3 gare, però, perché questa moto è veramente un catorcio, Ma vaffanbrodo, ma no. Anzi, ma vaffanculo. Ah. Gara veramente in salita per il Kumendone veneziano. Dai! Voglio la super rimonta, adesso rischio il tutto per tutto. Uno è caduto intanto. Dai, rischiamo tutto e vaffanbrodo. Chi se ne frega. Dai, 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 spingi, spingi. Siamo veramente indietro ragazzi. Non siamo neanche in zona punti. No, no. Dai, 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 corri, corri, corri. Che domaroni però. Dai Marchetto, dai Marchetto. Sfruttiamo la scia. E proviamoci, mamma mia, bellissimo, mi sono presa molto bene. 2 ottime curve. Recupero un po' di posizioni ma non bastano. Dai, 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 dai. Mamma mia che rischio. Intanto è caduto qualcuno. Gadea, il piccolo Gadea è caduto. 12esimi. Un po' di fortuna anche per il Kumenda. Mi piacerebbe arrivare almeno terzo. Sono troppo avanti però gli altri, Non dovevo cadere, ho fatto la caduta di merda e la pago. Peccato veramente. Potevo arrivare almeno tra i primi 8 secondo me. Cerchiamo di rosicchiare un'altra posizione. Dai. Dai Kumendone nostro, bravo. Bravo Marchetto.
11° posto. Non è un gran risultato, ma per come si era messa la gara va anche bene. Finisce qua la gara di Misano. Attenzione. 11° posizione, va bene, dai. Vediamo la classifica. Terzi, dai. Allora, 235 corsi, 229 di meglio, 151 arbit. Terol, 139. Dai, abbiamo consolidato il terzo posto, però sono contento. Buono. Abbiamo un upgrade. Dove siamo qua? Indianapolis. Vediamo quante gare mancano, allora. Classifica. Ora manca 1, 2, 3, 4, 5 gare. Prossimo video finiamo il mondiale. United States of America, Japan, Australia, Malaysia e Valencia. E finiamo il primo mondiale. Siamo terzi, l'obiettivo è rimanere terzi. Raga, un saluto dal Comendone, motociclista veneziano. Ciao!